Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere la partita immortale di Kasparov. Cosa sono le partite immortali negli scacchi? Sono quelle partite in cui un giocatore per vincere la partita sacrifica quasi tutto il suo esercito e quindi sono partite particolarmente spettacolari. Col bianco, all'angolo bianco abbiamo Garry Kasparov, il più forte giocatore del mondo secondo me, e col nero abbiamo il grande Topalov. La partita apre con E4, D6, difesa Pirc, D4, cavallo F6, l'apertura va tutta liscia, cavallo C3, G6, chiaramente l'idea del nero è quello di sviluppare gli alfieri in questa direzione. D'altronde quando si spinge 6 non avrebbe senso spingere poi scusami, quando si spinge D6 non avrebbe senso spingere 6, altrimenti si andrebbe a bloccare anche la via che si è stata aperta per l'alfiere. Quindi solitamente un alfiere va così e l'altro alfiere va in fianchetto. Alfiere in E3, questa spinta, questa mossa prematura solitamente si preferisce prima, no? Giocare i pezzi dell'arrocco corto. Il fatto che si giochi subito alfiere E3 è sintomo che il bianco voglia fare un arrocco lungo, quindi per esempio donna di 2 è arrocco lungo. E infatti succederà proprio questo. Alfiere G7, donna di 2, C6, case controllate da questo pedone. In futuro potrà esserci anche una spinta di questo tipo, ma chiaramente deve essere preparata. F3, gioco molto solido, struttura pedonale molto solida. B5, il nero inizia a prendere spazio sull'ala di donna, il cavallo si sviluppa in E2, l'altro cavallo si sviluppa in D7, è il turno del bianco che gioca alfiere in H6. Questa è una tipica manovra, sicuramente l'avrei vista in tante altre partite, che si chiama manovra di sfianchettamento. Noi sappiamo che quando viene messo un alfiere in fianchetto, questo alfiere diventa fortissimo, perciò questa manovra di andare con un nostro alfiere a cambiare essenzialmente gli alfieri, in teoria dovrebbe portare un vantaggio. In alcune partite è veramente così, in altre il giocatore che applica lo sfianchettamento non ha alcun risultato. Però Kasparov decise che era cosa buona e giusta in questa partita e dunque sfianchettiamo. E chiaramente ora questa donna rompe le scatole al nero che per le regole degli scacchi non può arroccare. Alfiere B7, A3, onde evitare spinte di questo tipo. E5 finalmente è stata fatta quella spinta liberatoria del nero e adesso arrocco lungo. Fin qui la partita è molto equilibrata, donna E7, chiaramente anche il nero sta progettando un arrocco lungo. Re B1, attenzione, quando si fa l'arrocco lungo, una solita mossa di consolidamento è quella di mettere il re in B1. In questo modo il re in B1 è al centro dei propri pedoni e si toglie anche dalla diagonale debole, anche se comunque adesso il nero non ha più l'alfiere camposcuro, però ha comunque la donna che guarda caso è posizionato su case nere, quindi preventivamente è una mossa che si fa. Adesso Topalov gioca a 6, perché questa mossa che sembra così passiva piuttosto che a 5? Innanzitutto questo ci fa capire se non va alla riscossa che vuole fare veramente un arrocco lungo, ma a 6 serve a prevenire la spinta di 5. Torniamo indietro, serve a prevenire la spinta di 5 e a seguito della spinta di 5 il nero non potrebbe spingere poiché cadrebbe questo pedone, perciò a 6 serve proprio a sostegno. Adesso Kasparov cerca di posizionare al meglio i propri pezzi, no? Quindi il piano è quello di giocare cavallo C1, cavallo B3, cavallo in A5, anche perché qui c'è un bellissimo buco invitante per questo cavallo. E ora tu dirai, ma cavoli, oh, deve fare una mossa, due mosse, tre mosse di cavallo? Sì, perché quando una partita è col centro abbastanza chiuso, non ci sono colpi tattici incredibili, ci si può permettere il tempo di andare così piano. Cavallo C1, arrocco lungo, cavallo in B3, tutto secondo i piani, cambio al centro e ora con cosa cattureresti? Con il cavallo? Con la torre? Che cosa faresti?
Kasparov catturò quella torre. Perché? Perché questo cavallo deve andare qua, non ce n'è, non deve andare al centro. C5, ritirata di torre in D1. Qui Topalov sta iniziando a prendere seriamente spazio sull'ala di donna. Cavallo B6 per rafforzare al meglio il proprio schieramento e ipercontrollare case importanti chiave come la casa D5. G3. Qual è lo scopo di G3? Oltre a essere una mossa molto buona di consolidamento, permette all'alfiere di uscire in H3 dando scacco. Ora, dare scacco negli scacchi, scusami il gioco di parole, non serve a nulla se non si ha un piano. Il piano è chiaramente quello di andare a posizionare l'alfiere in una casa ideale dove ha una grande diagonale, poiché l'alfiere in G2 finché non succede qualcosa sarebbe bloccato. Anche da F1 l'alfiere è bloccato, quindi l'idea è quello di mettere i propri pezzi sulle case dove sono più forti. Il cavallo è quello di andare in A5 e la donna è quello di andarla a mettere su una casa più promettente, probabilmente F4, facendo pressione su questo pedone debole e inchiodandolo anche a seguito di Re B8, questo pedone sarà inchiodato. È il turno del nero che proprio gioca Re B8, con l'idea probabilmente di andare a mettere anche questo re nell'angolino al super sicuro, veramente strarroccato. Cavallo in A5, ora il cavallo prende finalmente quella casa importantissima. Alfiere in A8, il nero non vuole dare il proprio alfiere. Alfiere H3, anche se non c'è più lo scacco, comunque questa rimane una diagonale ottima per questo alfiere. D5, donna F4 e il piano di Kasparov è andato a termine. I propri pezzi sono tutti in una posizione ideale. Ora l'unico pezzo che manca per essere in posizione ideale è proprio questa torre che dovrebbe andare su E1, dove da E1, oltre che a supportare il proprio pedone, minaccia anche la donna in E7. Re in A7, torre in H va in E1. Ok, ora il bianco sì che ha tutti i pezzi attivi. Peccato che ora il nero ha D4. D4 sembra una mossa un po' che disfa un po' tutta l'aggressività del bianco, perché adesso il bianco dovrà ritirarsi col cavallo, si potranno spingere ancora altre cose e quindi i pedoni diventano fortissimi. Non si può in una partita di questo tipo permettere questa avanzata incontrastata di pedoni. Kasparov giocò cavallo in D5. È chiaro che si perde un pedone con cavallo D5, ma l'idea è quella di andare a liberarsi dei cavalli che c'è troppo materiale sulla scacchiera. Innanzitutto togliamo questo difensore del re. Cavallo, pedone per, e qui Topalov giocò donna di 6. Donna di 6 blocca il pedone e minaccia anche di cambiare le donne. È chiaro che quando sei in un attacco forte e il tuo giocatore ti propone il cambio delle donne, devi cercare di rifiutarlo, perché a lui farebbe comodo cambiare le donne, perché quando non ci sono più le regine sulla scacchiera, la partita diventa leggermente più piatta. Attenzione che qui parte la combinazione della partita immortale di Kasparov. Torre per D4. La torre si è presa un pedone, chiaramente se ora si cattura la donna, la torre si toglie da qua e si prende, e il bianco sta piuttosto bene. Ma il fatto che ora si è sacrificato una torre per un pedone, talvolta si fanno queste cose con dei pezzi leggeri, con degli alfieri, con dei cavalli, ma con un pezzo come la torre. E qui Topolo dice, cacchio, io me la prendo sì la torre. Va bene. Attenzione adesso, non subito donna per D4. Tra l'altro, scusa, volevo fare un passetto indietro. Qui un'altra possibilità, oltre a quella che di prendere subito, era il Re B6. Con Re B6 c'era attacco doppio su cavallo e su torre. Questa mossa avrebbe favorito parecchio il nero. Abbiamo detto che Topalov cattura e qui non subito questa, ma torre 7, altro sacrificio di torre. Qui Topalov gioca il Re B6. Perché non ha catturato con la donna? Perché guarda che cosa accadeva. Scacco al re. Re in B8. Donna B6. Il re è alle strette, costretto a mettere davanti l'alfiere. Cavallo C6, scacco, l'alfiere non può catturare perché è inchiodato. Re in A8, donna in A7, scacco. Ora ti faccio tornare indietro di qualche mossa e tu renditi conto
che qui Kasparov ha visto nella sua mente tutta questa continuazione, ha visto una mossa, poi ha visto questa, poi ha visto questa, poi ha visto quest'altra, poi ha visto anche quest'altra, poi ha visto anche quest'altra, poi ha visto quest'altra, ha visto quest'altra, ha visto quest'altra. Cioè, siamo su altri livelli, ragazzi. Tenendo conto che ha considerato sempre le mosse, diciamo, migliori per quanto riguarda l'avversario. Vabbè, torniamo su torre 7, non voglio confondere ulteriormente. Re B6, finalmente donna per D4. Chiaramente donna per D4 lascia la possibilità a Re Nero di catturare il cavallo, quindi per ora Kasparov ha sacrificato una torre e un cavallo. Che cosa ha in compenso? Un re avversario piuttosto al centro. B4 scacco, l'unico modo per cercare di dare di portare a termine questo attacco. Il re va in A4. Adesso attenzione, donna C3, che sembra una mossa innocua e semplice, si minaccia. Donna B3 scacco matto, donna per D5 tenendo questa casa, e ora torre per A7 con l'idea di catturare qui. Alfiere B7 tenendo questa casa, torre per B7, si sacrifica la torre e qui si giocò donna per C4. Perché la donna non ha catturato la torre? Perché altrimenti c'era il famoso matto. Quindi sempre siamo sul tema della deviazione. Il turno del nero che gioca donna C4 e adesso qui si propone il cambio delle donne. Donna per F6. Qui perché il bianco per esempio non ha giocato torre a 7? È chiaro che se il nero catturava qui c'era il matto in 1, ma il nero non è così stupido, stiamo sempre parlando di Topalov. Su torre in A7, tac, tac, e qui c'è il cambio delle donne e il bianco perde tutta la sua iniziativa. Quindi la mossa che giocò, torniamo indietro, Kasparov fu a questo punto donna per F6. Attenzione, dopo ti faccio vedere una cosa, ricordati di questa torre, ricordati bene. È il turno ora del nero che gioca re per A3, donna per A6 scacco, ora il re deve togliersi, re in B4, C3 scacco, cattura di C3. Perché non si poteva catturare di donna questo pedone C3? Perché semplicemente c'era questo attacco fortissimo, il re si spostava e alla prossima c'era il matto. Quindi bisogna catturare di re. Sulla cattura di re, qui ci sono una serie di scacchi incredibili. Scacco di re in A1, il re si va in D2, donna B2 scacco, re in D1, alfiere F1, qui il bianco si prende il lusso di, tra virgolette, perdere un tempo con una mossa abbastanza non forzata. Il nero gioca torre D2, andando a chiedere uno scambio, torre D7 inchiodando la torre, e ora torre per D7 e alfiere per donna. B per alfiere, e ora ti ricordi questa torre? Certo. Hai visto? Hai visto che cosa ti ha combinato Kasparov? Andiamo avanti. Torre di 3, donna in A8, C3, donna in A4 scacco, re in E1, F4, F5, re in C1, torre in D2, donna in A7, e qui il nero si arrese. Che vuoi fare? Cosa ci vuoi fare? Quando hai davanti un genio che ti gioca contro, cosa cacchio gli vuoi fare? Bene, spero che questa partita ti sia piaciuta. Sicuramente la conoscevi perché è una delle partite più famose in assoluto di Kasparov. Noi ci vediamo nel prossimo video. Come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale. Noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao!